TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro ha approvato il progetto esecutivo che riguarda una serie di interventi da svolgere nel comune di Teglio Veneto per migliorare la sede stradale e la sicurezza del tratto della strada provinciale 91 che transita nel cuore del centro abitato. I lavori partiranno nel prossimo autunno e sono stati finanziati per 240.000 euro grazie al fondo di accantonamento della città metropolitana che, su iniziativa del sindaco Brugnaro, ha voluto coprire quei comuni rimasti esclusi dai finanziamenti PNRR dall'indice di vulnerabilità. 4 nel particolare le fasi dei lavori previste. La prima prevede il rifacimento del manto stradale e segnaletica con installazione di barriere salva ciclista a pedone per separare la carreggiata stradale e il percorso promiscuo pedonale ciclabile esistente in via Cordovado. Nella seconda fase è in programma il rifacimento tratto manto stradale fronte chiesa in via Ippolito Nievo, quindi quello dell'isola spartitraffico e del passaggio pedonale in via Roma fronte municipio. Ultimo intervento, quello tra l'isola spartitraffico e l'incrocio tra via Ippolito Nievo con via Aquileia. Cambiamo argomento. Nella notata del 3 agosto i carabinieri della stazione di Venezia Lido hanno denunciato in stato di libertà un 33enne tunisino ritenuto presunto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato controllato dai carabinieri mentre si aggirava con circospezione nel centro cittadino del Lido di Venezia. Essendo apparso ai militari particolarmente insofferente durante le fasi del controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale, conclusasi con il rinvenimento di dosi già pronte alla vendita di cocaina e hashish, nonché la somma in contanti di 350 euro. La successiva perquisizione locale estesa al domicilio e un altro alloggio nella disponibilità del ragazzo ha permesso ai militari di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, la somma in contanti di 1.365 euro, ritenuta verosimile a provento dell'attività illecita di spaccio, tutto sottoposto a sequestro. I Margherini Doc hanno scritto un accorato appello in merito alla statua della Madonna di Marghera. Oggi, recita l'appello, Marghera si è svegliata con una scena inaccettabile. La Madonna ingabbiata, pronta ad essere spostata. Dove? Nessuno lo sa. I cittadini e le cittadine del gruppo storico Margherini Doc pretendono trasparenza e partecipazione. Ci troviamo davanti a una decisione imposta dall'alto, dicono i Margherini Doc, senza alcuna condivisione con la comunità. Sono anni che i Margherini Doc chiedono che la statua torni dov'era e com'era, nel cuore di Piazzale Giovannacci, da dove è stata allontanata solo per lavori provvisori. Adesso in 2 giorni abbiamo già raccolto oltre 100 firme della petizione. Marghera merita rispetto. La statua è un simbolo identitario, storico e affettivo della nostra città. Chiediamo che venga ripristinata nella sua sede originaria, su un basamento alto e visibile, come documentano le foto storiche. No a soluzioni calate dall'alto. I cittadini non sono spettatori, sono la città stessa. Pretendiamo, concludono i Margherini Doc, che ogni intervento sia trasparente, autorizzato dagli enti competenti e coerente con la storia e la memoria di Marghera. Voltiamo pagina. Si sono accesi i riflettori nella sede di Confcommercio Delegazione Bibione per la cerimonia di premiazione di BB Art, che esprime la bellezza del nostro territorio. Il concorso di idee promosso da Confcommercio Imprese per l'Italia a mandamento di Portogruaro, Bibione e Caorle, con il patrocinio del comune di San Michele al Tagliamento. Dopo il grande successo e l'ampia partecipazione che ha visto l'invio di numerose opere da tutta Italia, il 29 giugno scorso si è celebrata l'arte, la creatività e il forte legame con il territorio di Bibione. La giuria ha decretato Mia Zanier, una bambina di 4 anni di Tolmezzo, vincitrice del concorso con la sua opera Bibione negli occhi dei bambini. Il disegno ha saputo catturare l'essenza e l'unicità della località attraverso i colori e la magia che incantano i più piccoli. L'opera sarà trasformata in un poster per arricchire le vetrine dei locali inattivi, contribuendo al decoro e alla vivibilità urbana di Bibione. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.